Le tre parole cardine che ho proposto nel mio intervento sono appunto persone, territorio ed evoluzione. Persone perché la persona è alla base, al centro, al fulcro delle nostre imprese. Tra le persone si trasmettono le competenze, tra le persone ci deve essere il ricambio generazionale all'interno delle nostre imprese e le persone sono quelle poi che effettivamente lavorano. Le persone poi e le aziende stanno nel territorio, quindi anche il territorio in tutti i suoi aspetti è un tema sul quale dovremmo lavorare ed è una parola d'ordine che per me è assolutamente importante. Territorio che avrà anche grandi sviluppi col PNRR, grandi finanziamenti e territorio che deve essere comunque valorizzato e mantenuto anche in prospettiva delle modifiche diciamo della riconversione ecologica e energetica che c'è in ballo. Evoluzione perché questa si collega ai due aspetti precedenti, perché le imprese e le associazioni dovranno evolversi, l'associazione dovrà evolversi per affrontare le nuove sfide. Parliamo quindi di digitale, parliamo di crescita, parliamo di innovazione in generale, di un futuro che ci si sta già presentando, sul quale dovremo lavorare.